Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Benvenuti al TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv. Buon lunedì 27 aprile 2026. Si apre subito con una notizia grave. Spari al gala dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Trump e J.D. Vance presenti. Un agente ferito, il sospetto arrestato. Ancora Trump nel mirino e ancora una parte del mondo progressista che fatica a chiamare le cose con il loro nome. Poi, Milano, 25 aprile, brigata ebraica fischiata nei cortei della liberazione. Sul fronte economico, la Lega sfida Bruxelles sul patto di stabilità. Il decreto sicurezza è legge, ora servono i fatti. La Fenice scarica Beatrice Venezzi, merito punito. E infine l'Iran, apre su Hormuz con Washington, ma guarda a Mosca. Restate con noi. Trump nel mirino. Allen spara all'Hilton. Evacuati Trump e Vance. Ancora Trump, ancora nel mirino. Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, un uomo armato ha aperto il fuoco mentre erano presenti il presidente americano J.D. Vance e membri dell'amministrazione. Trump e Vance sono stati messi al sicuro. Un agente è rimasto ferito. Il sospetto è stato arrestato. Il punto politico è un altro. Quando il bersaglio è Trump, una parte del mondo progressista fatica perfino a chiamare le cose con il loro nome. Si parla di odio, di clima avvelenato, di violenza americana. Ma Trump non è un dettaglio laterale, è il bersaglio. Fox News segnala il dibattito sul manifesto del sospetto e sulle parole di Obama, che ha parlato di movente ancora non chiaro. Trump intanto resta in piedi. E questo, per molti, è il vero problema. Liberazione tradita. Brigata ebraica fischiata a Milano. Il 25 aprile dovrebbe essere la festa della libertà. Invece, ancora una volta, una parte della sinistra lo ha trasformato in una liturgia di parte, in un recinto dove alcuni possono sfilare e altri devono essere contestati. A Milano la brigata ebraica è stata fischiata e insultata. Chi combatté davvero contro il nazifascismo oggi diventa scomodo nei cortei della liberazione. Matteo Salvini ha ricordato al Florence American Cemetery che il 25 aprile deve essere una giornata di tutti per tutti. La liberazione non appartiene una volta, una parte della sinistra lo ha trasformato in una liturgia di parte, in un recinto dove alcuni possono sfilare e altri devono essere contestati. A Milano la brigata ebraica è stata fischiata e insultata. Chi combatté davvero contro il nazifascismo oggi diventa scomodo nei cortei della liberazione. Matteo Salvini ha ricordato al Florence American Cemetery che il 25 aprile deve essere una giornata di tutti per tutti. La liberazione non appartiene all'ANPI, non appartiene ai collettivi. Appartiene all'Italia libera, agli alleati, agli americani, agli inglesi, agli ebrei, ai cattolici, ai liberali. Se la memoria diventa esclusione, non è memoria, è propaganda. Lega sfida l'UE. Borghi, via dal patto di stabilità. Sul documento di finanza pubblica si apre la partita vera. Quanto spazio resta all'Italia per aiutare famiglie, imprese e salari senza restare prigioniera dei dogmi di Bruxelles? La Lega alza il tono. Claudio Borghi chiede di inserire nella risoluzione anche l'abbandono del patto di stabilità, eventualmente anche unilaterale, se l'Europa non darà risposte.
Al centro c'è Giancarlo Giorgetti, chiamato a difendere i conti, ma anche a trovare margini per la crescita. Il punto è non sacrificare l'Italia reale sull'altare dei parametri europei. Case, salari, carburanti, tasse. Sono questi i dossier che interessano agli italiani. Prima chi produce, chi lavora, chi paga. Poi le elezioni di Bruxelles. Salvini, rimpatri, ora i fatti. Il decreto è legge, servono i risultati. Il decreto sicurezza è legge. Il governo tiene la linea, corregge il nodo tecnico dei rimpatri volontari assistiti, ma non arretra sul principio. Più sicurezza, più controllo, più rimpatri. Il correttivo interviene sul contributo da 615 euro per chi assiste il migrante nel rientro volontario. Non sarà più legato all'esito della richiesta e non sarà riservato soltanto agli avvocati. Bene la correzione, ma ora viene la parte più difficile: trasformare le norme in risultati. Per Salvini la sicurezza non può essere uno slogan da comizio, deve diventare numeri, espulsioni, meno zone franche, più tutela per gli italiani. Il centrodestra ha vinto su questo mandato. Ora non bastano le intenzioni, servono i fatti. Il merito punito. La Fenice scarica Beatrice Venezzi. Il caso Beatrice Venezzi non è soltanto una polemica musicale. È una fotografia della cultura italiana quando incontra una figura non allineata. La Fondazione La Fenice ha annullato le collaborazioni future con la direttrice d'orchestra, dopo dichiarazioni giudicate offensive verso l'orchestra e la Fondazione. Le ricostruzioni richiamano le parole di Venezzi sui posti tramandati di padre in figlio e sul peso delle logiche interne. La domanda politica resta: il sistema culturale italiano tollera davvero chi non appartiene al circuito giusto? Si parla ogni giorno di donne, merito, inclusione. Poi, quando una donna non di sinistra denuncia corporazioni e nepotismi, scatta l'ostracismo. Il merito vale, pare, solo se ha il timbro dei salotti progressisti. Hormuz, Teheran tratta con Trump. Aracchi vola da Putin. L'Iran gioca su due tavoli. L'Iran apre uno spiraglio con Washington. Proposta agli Stati Uniti per riaprire lo stretto di Hormuz, ma negoziati sul nucleare rinviati a una fase successiva. Teheran vuole sbloccare il dossier energetico, ma prendere tempo sull'atomica. Il ministro degli esteri Abbas Aracchi vola a San Pietroburgo per consultazioni con Putin. L'Iran tratta con l'America, ma guarda a Mosca. Trump però non tratta da debole. Sa che Hormuz non è una linea su una carta geografica, è una rotta decisiva per energia, petrolio, commercio mondiale. Se si blocca quel passaggio, pagano anche le famiglie italiane, le bollette, i carburanti. Il mondo reale si governa con forza, deterrenza e interessi nazionali chiari. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Valditara, 25 aprile, senza propaganda. La scuola insegni libertà, non conformismo. Il 25 aprile non è finito con le celebrazioni. Continua nelle polemiche e ora anche nella scuola. Il ministro Giuseppe Valditara, intervistato dal Foglio, mette il dito nella piaga. Una certa sinistra si proclama democratica, ma poi tollera intimidazioni, sagome a testa in giù, contestazioni alla brigata ebraica e linguaggi da scontro permanente. Valditara chiede di riportare nelle scuole il dibattito sui valori profondi della democrazia. Non la piazza che urla più forte, ma rispetto della persona, delle urne, del pluralismo. Il ministro denuncia il pensiero unico e l'avversario trasformato in nemico. Se la brigata ebraica viene insultata e chi non si allinea è trattato come un corpo estraneo, l'antifascismo perde la sua lezione morale. Non si può predicare libertà usando metodi illiberali. La scuola deve tornare a insegnare identità nazionale, responsabilità, convivenza civile. Non conformismo, non propaganda. Libertà. Forza Italia PD, inciucio in agguato. Centrodestra, niente svendite. Attenzione al ritorno del vecchio vizio italiano. Quando gli elettori scelgono, i palazzi rimescolano. Il sussidiario, con un'analisi di Anselmo Del Duca, parla del possibile ritorno del partito del pareggio.
quell'area che sogna di rompere il bipolarismo e riportare in campo governi tecnici, larghe intese, maggioranze trasversali. Non è una notizia certa, è uno scenario, ma è uno scenario da prendere sul serio. Il centrodestra è stato votato per governare da centrodestra, non per consegnare il paese a un nuovo centrismo europeista. Il rischio è sabotare la riforma elettorale, arrivare a un Parlamento senza vincitori netti e costruire una maggioranza di palazzo dove Meloni e Salvini finirebbero ai margini. Gli elettori del centrodestra chiedono tasse più basse, sicurezza, rimpatri, lavoro, famiglia. Il centrodestra vince se resta centrodestra. Se torna il gioco dei tecnici, a pagare sono sempre gli elettori. Il TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, si chiude qui. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani, puntualissimi. Buon inizio settimana. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario.